Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacee, aggiornamento. Aggiornamento che oggi riguarderà la difesa integrata dalle notue e dalle malattie fungine del frumento e degli altri cereali autunno-vernili. È stata attivata la rete di monitoraggio delle notue, rete basata su trappole a feromoni sessuali che riescono a catturare i maschi migranti che arrivano normalmente con intensi venti da sud. Le prime catture in concomitanza dei primi venti da sud sono state osservate attorno alla metà di aprile e poi sono proseguite fino ad adesso. Più o meno tutte le province del Veneto sono state interessate in base anche alle caratteristiche dei venti. Oltre che ai dati delle catture, ci si può immaginare che più o meno tutto il territorio possa essere stato interessato dall'arrivo degli adulti. È quindi opportuno pensare di osservare, quando sarà il momento, gli appezzamenti con le culture suscettibili. Il modello previsionale è già stato attivato. Il consiglio pratico oggi è di osservare gli appezzamenti coperti da vegetazione in cui si pensa di seminare fine aprile-maggio una cultura suscettibile, o anche prima, una cultura suscettibile agli attacchi delle larve di notua. Abbiamo già indicato più volte che il primo stadio a fare danno è il quarto stadio, quindi il modello previsionale indicherà quando cominciare ad osservare in campo la presenza e qui stabilire l'incidenza del danno eventuale e prendere poi la decisione secondo i criteri della difesa integrata. Quindi oggi annotiamo dove abbiamo vegetazione, quindi dove c'è più probabilità che le notue si possano sviluppare, le larve derivanti dalle uova poi cresceranno, ma si svilupperanno dove c'è materiale vegetale su cui nutrirsi. Quindi annotiamo e poi vedrete che sarà segnalato quando andare in campo ad osservare, leggendo i bollettini www.venetoagricoltura.org, troverete i bollettini sul sito, oppure potete riceverli con tutti i link scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org.